arrivato nei pressi del cimitero di Ceggia Alex Lucchesi, il 52enne accusato del tentato omicidio del genero a Chiarano. L'uomo prima accompagnato all'ospedale all'Angelo per una ferita, quindi in carcere a Venezia. Vicenza, il caso della finta badante accusata di omicidio, sospesi per un anno dalla professione i farmacisti che le hanno venduti i medicinali senza le necessarie prescrizioni. E sempre a Vicenza, appartamento occupato abusivamente, il proprietario non riusciva a entrare in casa, chiama la polizia, denunciati 3 tunisini e un espulso. Paura in centro a Bassano in pieno giorno, con il mercato settimanale affollato e le prime mascherine in piazza per il giovedì grasso. Un uomo ha rapinato un negozio di custodie per cellulari, minacciato con un coltello il commesso. Alta adesione anche in Veneto allo sciopero dei magistrati contro la riforma del ministro della giustizia Nordio. A Venezia, come nel resto d'Italia, i giudici hanno incontrato i cittadini per spiegare le ragioni del no. A Cortina, cerimonia di accensione della centrale di refrigerazione, passo indispensabile per l'avvio della fase di ghiacciamento della pista da bob, lo start dato dal sottosegretario Morelli, una grande emozione. A Padova oggi è arrivato il grande Zucchero Fornaciari, che in città ha presentato la data conclusiva del suo mini tour, che sarà il 28 giugno allo stadio Euganeo. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli: in primo piano la cronaca. Vede i carabinieri e tenta di fuggire. È stato bloccato ed arrestato Alex Lucchesi, il 52enne che lo scorso lunedì ha sparato alla Genero davanti alla gelateria nel cuore di Chiarano. L'uomo era a piedi nei pressi del cimitero di Ceggia nel Veneziano. Prima è stato accompagnato all'ospedale all'Angelo per una ferita, quindi in carcere a Venezia. Ha tentato di contattare la figlia più piccola, Moira. Le ha suonato il campanello di casa, ma la giovane, spaventata a morte, non ha aperto la porta. Così Alex Lucchesi si è allontanato. Arrivato nei pressi del cimitero di Ceggia, è stato raggiunto da diverse auto dei carabinieri. Qui ha tentato nuovamente di fuggire a piedi, ma la sua latitanza, durata 3 giorni, è finita nella mattinata. Per lui sono scattate le manette. Il 52enne di origine Sinti è accusato di tentato omicidio per aver sparato un colpo di pistola contro il genero Gregory Malacarne, 29 anni, che si trova ricoverato in ospedale con una ferita alla schiena. Un agguato fulmineo: è sceso dalla macchina, ha fatto fuoco ed è scappato in una manciata di minuti. Poche parole dopo la cattura. Dalle prime dichiarazioni lui parla di una colluttazione che c'è stata con la vittima, però ripeto, dobbiamo attendere i risultati dell'interrogatorio. Lucchesi, che è difeso dall'avvocato Giorgio Pietramala, ha spiegato di aver avuto una discussione ed una colluttazione con il genero il giorno prima della sparatoria. Una questione personale e familiare che dovrà essere chiarita. I carabinieri dovranno anche ricostruire questi giorni di latitanza. Qualche ora fa il 52enne aveva preso un treno da San Donà verso Mestre, ma lui dice di non essersi mai mosso. Queste sono cose che poi dovremmo accertare. Lui ha riferito di non essersi mai mosso da quella zona e di aver appunto cercato di contattare i familiari. Però, ripeto, su questo dovremmo fare degli approfondimenti. Addosso l'uomo non aveva nulla, solo qualche farmaco. Dalla caserma di via Cornarotta è stato portato in carcere a Venezia, dove verrà sentito per l'interrogatorio di garanzia. Poi il fascicolo sulla sparatoria di Chiarano sarà trasferito a Treviso e proseguirà il suo iter. Ora si attendono anche gli accertamenti sulla pistola, una Glock calibro 9 con la matricola a brasa trovata nella borsa della fidanzata di uno dei figli. Per quanto riguarda la pistola dobbiamo attendere l'esame del RIS. Diciamo che da alcuni accertamenti speditivi che abbiamo fatto per quanto concerne soprattutto il munizionamento sembrerebbe che ci siano delle corrispondenze, però lì dovremo poi fare un incrocio con quelle che sono le analisi del RIS. Se dovesse essere confermato che si tratta della stessa arma usata nell'agguato, la donna, che è stata scarcerata, rischia un'incriminazione per favoreggiamento. Ed ora Vicenza, caso della finta badante accusata di omicidio, sospesi per un anno dalla professione i farmacisti che, secondo gli investigatori, li avrebbero venduto i medicinali senza le necessarie prescrizioni. Sospesi per aver venduto benzodiazepine senza le previste prescrizioni alla badante 46enne arrestata a dicembre con l'accusa di omicidio aggravato, tentato omicidio e rapina ai danni di anziani che assisteva. I carabinieri di Vicenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale interdittiva nei confronti di 2 farmacisti di Vicenza e del suo Interland, provvedimento che arriva nell'ambito delle indagini delle settimane scorse a seguito dell'arresto della donna condotte dai militari
del Nucleo Investigativo di Vicenza insieme al NAS, che hanno effettuato degli approfondimenti sulle posizioni di alcune farmacie. Nel corso delle indagini è stato appurato che i gestori responsabili di queste farmacie avrebbero venduto alla donna poi arrestata medicinali a base di benzodiazepine che in alcuni casi erano destinati alla cessione a terzi da parte dell'indagata senza la presentazione di una valida prescrizione medica, la cosiddetta ricetta bianca, o proprio in sua assenza. Ai 2 farmacisti è stato temporaneamente vietato l'esercizio della professione per 1 anno. Ed ora il caso dei maltrattamenti agli anziani non autosufficienti ospiti della casa per ferie ad Alano di Sette Ville. La Procura di Belluno ha chiesto il rinvio a giudizio per 7 operatori e i 2 titolari della struttura gestita dalla locale cooperativa San Vincenzo. L'orrore della vicenda, che risale a maggio del 2023, che è emersa solo nel giorno dell'udienza preliminare davanti al GUP di Belluno Elisabetta Scolozzi, emerge dagli atti del fascicolo delle indagini condotte dai carabinieri di Feltre e delegate dalla Procura, che aveva ricevuto la segnalazione di un dipendente. Dietro all'immagine serena della casa vacanze per anziani ad Alano di Sette Ville si sarebbero celate azioni disumane nei confronti di 36 ospiti della struttura gestita dalla cooperativa San Vincenzo. I titolari, Emanuele Auletta di 33 anni e la moglie Maria Iavazzo di 30, entrambi di Pederobba, sono accusati di circonvenzione di incapace e riciclaggio. Per la coppia e altri 7 dipendenti, 4 della provincia di Treviso, 2 vicentini e un padovano, l'accusa è di maltrattamenti, dall'uso di cinture di contenzione agli strattonamenti, manate, pizzicotti, somministrazione inadeguate di farmaci da parte di addetti non infermieri, incuria dell'igiene personale degli ospiti nella stragrande maggioranza bellunesi. Le famiglie si costituiranno parte civile. Secondo la difesa, le contestazioni alla struttura derivano dalla mancata autorizzazione a ospitare soggetti non autosufficienti, ma vengono negati altri presunti maltrattamenti. Le indagini si sono avvalse delle immagini impresse da microcamere installate dai militari dell'Arma nella struttura, che hanno agevolato a ricostruire un quadro degli orrori. La prossima udienza è stata fissata per il 2 aprile. Il 27 febbraio di un anno fa a Bovolenta veniva uccisa Sara Burattin, il 41enne, accoltellata a morte dall'ex compagno Alberto Pittarello, da cui si stava separando. L'uomo si è poi tolto la vita lanciandosi nel fiume Bacchiglione con il suo furgone. Per ricordare l'ennesimo femminicidio avvenuto in Veneto e soprattutto per ricordare Sara e il suo sorriso, l'amministrazione comunale di Bovolenta domani sera inaugurerà una panchina rossa accanto agli impianti sportivi Ponte Blu. Prima ci sarà anche una messa. Appartamento occupato abusivamente, a lanciare l'allarme alla polizia un vicentino che non riusciva ad entrare in casa. Occupazioni abusive, blitz delle forze dell'ordine in via del Cavalcavia a Vicenza. È il proprietario di casa a lanciare l'allarme. Ha provato a entrare nella sua abitazione ma non c'è riuscito, scoprendo che l'appartamento è occupato. Gli agenti della questura, con l'unità cinofila antidroga delle Fiamme Gialle e la polizia locale, entrano in azione, circondano l'area e si introducono nell'appartamento, dove trovano 3 tunisini irregolari in Italia e con precedenti per droga, reati contro la persona e il patrimonio. L'abitazione viene riconsegnata al legittimo proprietario, mentre i 3 stranieri accompagnati in questura sono stati denunciati per occupazione abusiva. Uno dei 3 uomini, che ha già violato l'ordine del questore di abbandonare l'Italia, è stato accompagnato al centro per i rimpatri di Milo, in Sicilia, per essere espulso. Lo stesso accadrà agli altri 2 se non lasceranno il territorio nazionale entro 7 giorni, come da ordine firmato dal questore di Vicenza. Ma il tema delle occupazioni abusive continua a far discutere, così come il degrado subito da chi vive nella zona tra Viale Trissino, Borgo Casale e San Pio X. Come nelle altre zone, non né più né meno. Cioè? Cioè così dappertutto. No. Purtroppo la città è così. Si evita di uscire la sera? Sì, io evito di uscire la sera se posso, sì. Adesso non esco in macchina. Per il momento adesso è abbastanza tranquillo. Un poco tempo fa c'erano dei personaggi di colore in bicicletta, avanti, indietro. C'erano un sacco di monopattini, biciclette, gente, ragazzini che di notte, di sera, cioè i miei ragazzi sono pure fuori, ma erano tutti dei movimenti strani.
Paura in centro a Bassano in pieno giorno con il mercato settimanale affollato, le prime mascherine in piazza per il giovedì grasso. Un uomo ha rapinato un negozio di custodie per cellulari, minacciato con un coltello il commesso. Torna l'incubo delle rapine in centro a Bassano del Grappa, dove il commesso di un negozio è stato minacciato con un coltello da un malvivente che se n'è poi andato con tutta la cassa. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 10 del mattino in via Roma, letteralmente a 2 passi dal municipio e per di più in una giornata di mercato, con il centro affollato da turisti, visitatori e dalle prime mascherine a spasso per i festeggiamenti del giovedì grasso. Un uomo che viene descritto come un nordafricano dal marcato accento straniero è entrato al Just in Case, un negozio che vende custodie per cellulari. Dopo aver verificato che ci fosse solo il commesso all'interno dell'esercizio commerciale, il malvivente ha chiuso la porta alle sue spalle e ha intimato al giovane di consegnargli subito il denaro. Nel frattempo ha estratto un coltello da una tasca, minacciando il dipendente fino a quando quest'ultimo gli ha dato quel che c'era in cassa. Il rapinatore si è quindi dileguato con 1.500 euro in contanti, scappando in via Roma e facendo perdere le sue tracce. Subito è stato dato l'allarme e in centro sono accorse le forze dell'ordine che hanno raccolto la testimonianza del commesso. La polizia del commissariato bassanese si sta occupando delle indagini, mentre la polizia locale cittadina ha fornito tutte le immagini potenzialmente utili delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'occhio elettronico è puntato tanto su Piazza Libertà quanto su via Roma, quindi è plausibile che si possa estrapolare almeno un fotogramma utile a risalire all'identità dell'autore della rapina che ha scosso il tessuto commerciale del Salotto Buono bassanese. E ora, dopo i vandali e dopo l'ondata di furti senza fine, la città ha davvero paura e si interroga sulla sicurezza. Alta adesione anche in Veneto allo sciopero dei magistrati contro la riforma targata a Nordio. In tutta Italia si sono svolti incontri con la cittadinanza per spiegare le ragioni del no. La riforma così come approvata ha dei grandi pericoli per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e questo deve essere chiaro per una tutela efficace dei diritti dei cittadini. Contro la separazione delle carriere a difesa della Costituzione, lo sciopero dei magistrati proclamato dall'Associazione Nazionale Magistrati, il nono in 40 anni, ha raggiunto un'adesione dell'80%. Sono in tanti da tutto il Veneto nella cittadella della giustizia a Venezia per spiegare ai cittadini, come avvenuto nel resto d'Italia, le ragioni del no alla riforma costituzionale della giustizia. E questa adesione molto importante serve a far capire che sono tutte frottole quelle che parlano di un'associazione in crisi e non rappresentativa ed è molto importante che ci sono tantissimi magistrati giovani e questo significa che c'è la consapevolezza e la preoccupazione. I cittadini che osano i magistrati devono sapere cosa sta accadendo. Quando io leggo i commenti sulle pagine Facebook mi rendo conto che loro credono che noi siamo davvero una casta, che lavoriamo poco, che guadagniamo tanto, tutte cose che non corrispondono alla realtà. È necessario che da parte nostra ci sia una divulgazione del messaggio, di far comprendere chi siamo davvero. Io sono convinto che se i cittadini sapessero davvero chi siamo, noi oggi non ci troveremmo con questa riforma. Non è uno sciopero di categoria, non è uno sciopero per difendere la nostra categoria, ma è uno sciopero a tutela dei cittadini, perché questa riforma sarà tremendamente dannosa nei confronti dei cittadini. In primo luogo non aiuta la giustizia, i problemi della giustizia sono altri, non sono questa riforma. Si vuole separare il pubblico ministero dal giudice. Ebbene cittadini, nel momento in cui il pubblico ministero sarà separato dal giudice, diventerà un soggetto isolato, debole, fragile. Significa, in poche parole, che il pubblico ministero direttamente o indirettamente sarà influenzato dall'esecutivo. Se l'esecutivo X che nascerà tra 10 anni, che noi oggi non conosciamo, non avrà quella sensibilità per perseguire determinati reati, ebbene, ponetevi nella condizione di essere le vittime di quei reati. Non avrete alcuna tutela o una tutela inferiore. Ed ora Cortina, questa mattina cerimonia di accensione della centrale di refrigerazione, passo indispensabile per l'avvio della fase di ghiacciamento della pista da bob, slittino e skeleton. Siete pronti? 1, 2, 3 e viva le Olimpiadi!
spettacolare. Nel cuore dello Sliding Center, la pista olimpica di bob, slittino e skeleton, dentro la centrale di refrigerazione, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli l'onore di pigiare lo start all'attivazione della sala macchine che da sabato avvierà il ghiacciamento del tracciato con una potenza complessiva di quasi 4 megawatt e mezzo. Il fluido vettore per la prima volta al mondo è il glicole, che viene raffreddato nella centrale frigorifera e pompato lungo tutto il circuito. Emozione di orgoglio per aver creduto fin dal primo momento in questa operazione, un'operazione che, ricordiamolo, ha visto sì un investimento legato allo Sliding Center, ma si porta dietro oltre 1 miliardo di euro di investimenti che verranno realizzati da qui ai prossimi anni e che cambieranno il volto non solo della statale Alemagna ma del Veneto. Le fasi di lavorazione sono addirittura d'arrivo e già si guarda alle scadenze per la preomologazione dal 24 al 31 marzo, quando a testare la pista arriveranno 30 atleti delle federazioni internazionali con i massimi esperti delle specialità di scivolamento su ghiaccio. Siamo riusciti a fare un'opera d'arte che unisce l'ingegneria, l'architettura, l'artigianato. Viene tirato il cemento come nei restauri. Questo ci permette, con un errore di 1 o 2 millimetri, di avere meno difficoltà poi a tirare il ghiaccio. Infatti abbiamo cominciato a ghiacciare, già oggi cominciamo a ghiacciare, contiamo che per la settimana prossima già i primi settori si vedono. Non c'era il presidente della regione Luca Zaia, annunciata e annullata in poche ore la sua presenza alla cerimonia per sopraggiunti impegni istituzionali. Né da Palazzo Balbi né da Palazzo Ferrofini è stato inviato un rappresentante regionale all'evento. A margine della cerimonia il sottosegretario Morelli è tornato sulla questione sicurezza che in provincia ha comportato l'arrivo di 53 nuovi carabinieri e rafforzato di 10 unità il personale della polizia, specialmente dopo il presunto sabotaggio di giovedì scorso. Non ho spunti, aggiornamenti legati chiaramente alle indagini che sono in corso per quanto avvenuto nelle scorse notti, ma devo sottolineare che non credo che ci sia una pianificazione rispetto a quanto avvenuto, ma il rischio maggiore, sul quale vi invito da collega, invito i media a fare la loro parte, è sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a una responsabilità che tutti quanti abbiamo. Scatterà da metà marzo il divieto di fumo sotto il Salone a Padova. Nello storico mercato coperto arrivano regole più stringenti. Il divieto c'è già, ma pochi lo rispettano. Accendere una sigaretta tra le botteghe del Salone di fatto sarebbe vietato, ma in pochi lo sanno. Da metà marzo però cambia musica e chi verrà sorpreso a fumare verrà multato. L'ultima assemblea dei soci del consorzio Il Salone ha discusso e approvato la richiesta inviata al Comune di divieto tassativo di fumo. Prima c'era sempre l'ordinanza del sindaco, ma dovevamo essere noi i vigilanti, se diciamo, per le gente che fumasse. Invece noi abbiamo chiesto che questa ordinanza venga messa dentro nel decreto della Polizia Municipale, in modo che adesso saranno i vigili a passare e a sanzionare sia gli operatori sia i clienti che fumano sotto il Salone. Per la prossima settimana è previsto anche un incontro con l'assessore Diego Bonavina per definire i passaggi della polizia locale tra le botteghe storiche e scatteranno anche le sanzioni. Il Salone viene percepito come un luogo all'aperto per le sue molteplici entrate, ma è un luogo in cui il cibo fresco viene esposto. Anche noi come negozianti, che magari abbiamo il cliente che sta assaggiando il formaggio o il salume e c'è vicino magari quello che fuma il sigaro, dà molto fastidio, e allora abbiamo chiesto proprio questa ordinanza in modo che non ci siano questi odori di sigari, di sigarette, di pipe. Al momento i cartelli con il divieto di fumo sono presenti solo all'ingresso, ma verranno potenziati. Verranno messi subito, mettiamo dei cartelli su tutti i negozi con scritto vietato fumare e anche un cartello un po' più grande, però più avanti verranno messe delle piantane all'entrata di tutte le entrate del Salone, delle piantane con scritto vietato fumare, che è molto più visibile. A Padova oggi è arrivato il grande Zucchero Fornaciari, che in città ha presentato la data conclusiva del suo mini tour, che sarà il 28 giugno allo stadio Euganeo. Stamattina è stato un flash, appena l'ho visto ho detto bellissima. Sarà la giornata di sole, sarà quello che è, ma poi il giro che ho dovuto fare per venire qua mi ha dato la possibilità di vedere un po' più di cose. Non la conoscevo così bella, così romantica, così sì, come dire,
Preziosa, ecco, preziosa. Romantica e preziosa come un diamante, per citare uno dei suoi più grandi successi. Zucchero scopre Padova e la racconta così ai cronisti che lo accolgono a Palazzo Moroni, dove il sindaco Giordani gli consegna la medaglia della città. Nella città del Santo, per annunciare il suo concerto del 28 giugno che apre la stagione dei grandi eventi allo Stadio Ganeo, il bluesman di Reggio si abbandona ai ricordi quando nel 1989 proprio a Padova suona per la prima volta in uno stadio, lo storico Appiani. Ho fatto il primo concerto del Tour di Oro Incenso e Birra, che appunto era uscito nell'89, e me lo ricordo benissimo quel concerto lì. Me lo ricordo perché era pieno ovviamente, ma erano tutti in piedi a quel tempo, eravamo tutti molto più giovani. Mi ricordo che fu come debutto per la prima volta in uno stadio, fu per me una cosa insomma eccitante, molto quello che desideravo da anni. Sarà un concerto con posti solo a sedere, attesi oltre 30.000 fan da tutto il mondo per ascoltare Sugar, che oltre ai classici indimenticabili annuncia che ci sarà anche tanta improvvisazione. Ci sono pochi fronzoli, poche balle e basta, e si suona. Orgoglioso il sindaco Sergio Giordani ha accolto Zucchero con la medaglia della città. Questo dimostra che Padova è interessata e interessa a tantissime star, 7 concerti quest'anno. Questi 7 concerti non sarà tolto un minuto ai lavori che faremo allo stadio, questo è il bello. Zucchero concluderà a Padova il suo mini tour, ma nel cuore il desiderio di realizzare un concerto di pace in un luogo segnato dal conflitto. A Gerusalemme forse. A Gerusalemme, per vedere se, a parte lo so che i concerti non hanno la forza di mettere la pace, ma forse hanno la forza di sensibilizzare e di, come dire, di far arrivare un messaggio. Ed ora andiamo nel Bassanese, era in cerco di cibo ed è scesa fino a valle nell'abitato di San Nazario. Un'aquila ferita è stata recuperata da alcuni residenti. In località San Nazario è atterrata un'aquila in una giornata di pioggia. Questo mercoledì pomeriggio l'aquila è scesa per sfamarsi ed è capitata proprio nella proprietà del signor Robertino Campana. Cos'è successo? Praticamente ieri sera erano verso le 5, 5 e un quarto e mio figlio dalla camera mi ha avvisato chiamandomi, strillando: papà, guarda che c'è una poiana e ti sta mangiando le anatre. Sono sceso, però dalla distanza era un po' l'imbrunire, il tempo, la pioggia. Ho detto no, questa qua mi sembra un po' più grande di una poiana. E praticamente l'ho vista che svolazzava là in fondo. L'ho rincorsa piano piano, è scesa sbattendo le ali, è andata dietro là le baracche le baracche dietro, è scesa in un vigneto dei nostri vicini e l'ho presa nel giardino di un mio cugino. Probabilmente infreddolita e sicuramente ferita, si è fatta prendere facilmente. Dopo averle coperto gli occhi con un indumento, è finita in braccio al signor Luigi. Non ho mai visto un affare del genere nella mia vita. Viste volare sì, ma prenderle in braccio mai. E anche accarezzarle? Sì, ma tanto anche. No, mai aperto il becco, mai. Avevo le zampe qua nella cinghia e le toccavo così in calinga, ma mai fatto così, mai. Una roba meraviglia. Da queste parti gli animali selvatici non sono una novità. C'è stato l'orso una dozzina di anni fa, arrivano caprioli e volpi in cerca a loro volta di cibo. L'aquila è un rapace che abita nel massiccio del Grappa da sempre, da quando mi ricordo io che ero bambino. Normalmente anni fa ce n'erano qualcune in più, adesso sono rimaste pochissime. Questa comunque si fa vedere quasi tutti i giorni che sorvola la zona di San Nazario. L'aquila è stata affidata al centro rapaci di Fimon per le analisi e le cure. Spero che la molleranno qua, insomma, ancora nelle nostre zone e chissà di vederla ancora, insomma, ecco. Ed è davvero tutto, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.